Torniamo in diretta, però questa volta come ospite abbiamo uno di noi, Carlo Zaniboni, conduttore. Buonasera Carlo. Ciao, buon pomeriggio a tutti, a te Andrea, ciao. Che abbiamo ritrovato in tantissimi episodi legati a Teletutto, ma anche un programma quotidiano in radio, però adesso torniamo a parlarvi di Centro Anch'io, che cambia un po' la formula che abbiamo in un modo o nell'altro già visto a Sanremo. Tu hai citato il programma quotidiano della radio con grande consenso e successo, belli dentro, io lo dico, Mentrufolo, dall'1:30 alle 2 su Radio Brescia 7 con Fabrizio Gorni, che penso di salutare, penso sia ancora a piede libero, io lo saluto, nel caso mi ascolta vabbè, là. Vabbè, sì, Centro Anch'io. No, fermi tutti, ma perché perché sei tu con me? Io volevo fare la cosa con Daniela. Lo so, però l'alternanza mi porta in diretta in questo momento, quindi accontentati. Lei con i cani, tu con altre bestie. Non si parla più di cani, lo dico perché magari vedendo me dicono stanno ancora parlando di animali. No, vabbè. Allora, Centro Anch'io che diventa Canto Anch'io, giusto? Sei troppo serio, io ti voglio portare fuori pista, ma lui è un professionista, si chiama Canto Anch'io, sì. Allora è uno spin-off, come dicono gli addetti ai lavori, no? Non so cosa sia lo spin-off, però dicono così per farsi sentire importanti, per far vedere che le cose le sanno. Allora sì, praticamente è un po' un'evoluzione di Centro Anch'io, che ormai va in onda da tanti anni su Teletutto, e è nato questo Canto Anch'io in occasione, come hai detto poco fa, dell'ultima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, no? Sì. E ci siamo inventati sta cosa. Allora all'epoca andammo appunto giù vicino a Sanremo, all'Ariston, per far cantare i passanti su canzoni italiane, della musica leggera italiana, di successo ovviamente conosciute, in dialetto bresciano. Quindi il gioco è questo, quindi si trasporta quella che è la canzone famosa, conosciuta, leggera, ne so, Baglioni, 883, cantanti importanti, ricchi e poveri, in dialetto bresciano con il mio aiuto, insomma, ecco, che poi non so fino a che punto è un aiuto o è un depistaggio. Allora, qui ti stiamo vedendo appunto durante le registrazioni a Roma, abbiamo intravisto anche un Magalli, giusto? Sì, abbiamo anche intercettato la simpatia e la disponibilità di Giancarlo Magalli, che si è reso davvero molto carino, è stato pure bravo, quindi andrà in onda pure sta puntata. Ci ha cantato in dialetto bresciano. Ma la roba pareva di Concesio, ma improvvisata così, vabbè, ha preso appuntamento, la cosa concordata, però al momento insomma non è facilissimo, perché se non è insomma, e questa è un po' la critica che mi è arrivata da Roma, no? Perché ma come qui a Roma non ci sono bresciani, ma perché vieni qui a fare sta cosa? Perché il gioco è questo, noi volevamo renderlo così un po' più fresco e più divertente, e anziché proporlo a Brescia, dove insomma cadi sul morbido, no? Tutto sommato, perché è facile incontrare bresciani non sempre disponibili, però sanno un po' il dialetto, e invece a Roma insomma il dialetto bresciano, a meno che non becchi, non è conosciuto, e quindi volevamo un po' così sentirci un po' alfieri e missionari del dialetto bresciano nel mondo, però con la scusa di non voler trovare bresciani appunto a Roma, e aumenti non trovavamo manco gli italiani, ecco, perché troppi turisti con questa scusa, tutti turisti, molti stranieri, abbiamo fatto un po' fatica, però qualcuno poi del indigeno del luogo sono stati bravi. Sono stati bravi, sì. Sono stati bravi, se la sono cavata, ecco. Quindi... Allora, io voglio ricordare, e dopo torniamo un po' a vari aneddoti, che Canto Anch'io, ovvero Centro Anch'io, tornerà in onda lunedì 6 maggio per 3 settimane, quindi 15 nuove puntate, ogni giorno lo possiamo ritrovare il format alle 12:15, alle 14:35 e alle 17:25. Quindi poco prima della replica del magazine e di noi. 5 minutini dura, 5 minuti? Quante canzoni in 5 minuti? Una sola, sì, no, però, perché poi me menano, Però, no, vabbè, sì, ogni puntata una canzone con una vittima sacrificale, qual è stata insomma. la più difficile? Qual è stata la più difficile? Oddio, qual è stata la più difficile? Non dirgli mai, Gigi D'Alessio. Non dirgli mai, vabbè, insomma, perché sai, poi lì... Vabbè. Certo, però anche a Brescia avete girato... 3 puntatine ce le siamo tenute pure a Brescia, perché insomma... per i bresciani. Dai, un pochetto così per il nostro pubblico. Senti, ma chi è più difficile avvicinare il pubblico, i protagonisti romani o i bresciani? Ma noi, guarda, già nella capitale andammo a realizzare
a realizzare precedenti puntate di Centro Anch'io, e la cosa andò abbastanza bene, ecco. Però qual è la differenza? Che all'epoca, registrando Centro Anch'io, chiedevamo magari soltanto la parola in dialetto bresciano, o al massimo un aforisma, certo, così 2 righe, quindi magari col giapponese, con l'inglese, con l'americano, l'australiano lo giochi, ma invece sulla canzone, insomma, sai, devi pure conoscere la canzone italiana famosa, quindi non è che... Però noi abbiamo la possibilità, Carlo, sì, di mostrare qualcosina al nostro pubblico di questi appuntamenti, e quindi dalla regia pure. un piccolo filmato. Non ho visto nulla io, mamma mia, speriamo bene. Ma che casi, perché te le be, le nemusiu, che cresa bella sine. Siete per me, gares de sera se, siete per me, oi desmentega. Voglio dimenticare. Felicità, le das la manda, anda de los, la felicità. E braus che se sente la felicità. Le savvisi come pudi la felicità, felicità. E adesso farà di pe, questa che de per me kunt, coi me brei pensieri. La malinconia brei pensieri. Ulande so ciel, William mie sei chita seret, perché cata e fer a me. Cata e fer a me, scegliesti me. Me che fino a ieri credi ed essere un re. Quando che pense può mancare le caramelle, le mie cioccolata. Vabbè, a posto così. Sono stati tutti bravissimi, però questi sono quelli bravi. Uno era troppo bravo e mi hai detto che in realtà era del nord. Sì, no, effettivamente lì cos'era perdere l'amore. Sì, Era un prete che ho beccato là, non lo sapevo ovviamente, era in gita a fare un pellegrinaggio con i suoi ragazzetti dalla parrocchia di Bergamo. Quindi insomma un po'... Dai, è stato agevolato dalla vicinanza, però tutti bravi. In certi casi in realtà sembrava quasi una lingua straniera, più che il dialetto bresciano. Però... vabbè, sai com'è, io l'ho beccato subito quello, che me lo faccio scappare, scherzi. Cugino, dai, cugino. Va bene, quindi canto anch'io. Ovvero Centro Anch'io, torna dal lunedì 6 maggio, è un appuntamento che è molto seguito e molto apprezzato da tutti voi che seguite Teletutto, con Carlo Zaniboni, la regia e la parte tecnica. Sì, salutiamo Emanuele Carpella che come sempre segue questi progetti. E basta, ci fermiamo qui. No, non ci fermiamo qui, perché prima di salutare facciamo cantare Andrea Lombardi su una canzone, tu c'è tempo. Ho trascinato apposta tutto fino alla fine per non cadere. Dalla regia stanno dicendo che ancora 30 secondi ci sono, scegli tu questo piccolo grande amore, Alba Chiara, vai, che cosa? Sapore di sale, c'ho di tutto. Dobbiamo chiudere, davvero, ti giuro, dobbiamo chiudere. Grazie Carlo, ringraziamo Carlo Zaniboni e seguiamo Centro Anch'io dal lunedì 6 maggio. Grazie ancora. Arrivederci, grazie a voi, te prossimo.